makes it so hard not to cry. And as we say our long goodbyes, I nearly do. Light up, as if you have a choice, even if you cannot hear my voice. I'll be right beside you, dear. I can hardly speak. I understand why you can't raise your voice to Buonasera, Lei si chiama? sono Andrea Riva e sono presidente del Comitato Festa del Riso da 3 anni. Sono anche in scadenza e quest'anno avremo il rinnovo. Stiamo andando avanti con la festa, abbiamo iniziato da un paio di giorni, tutto va per il meglio al momento. Abbiamo finito anche ormai questa domenica, come sempre la terza domenica di settembre, il venerdì prima al mercoledì successivo. A Festa del Riso abbiamo il nostro risotto di Abadessa, tipico del paese, specialità alla carne, tanti volontari che lavorano, tanta bella gente. Quest'anno abbiamo migliorato anche la location esterna. Che dire, siamo soddisfatti. Il nostro paese si chiama Grumuolo delle Abadesse, era un paese abitato anticamente da suore abadesse. Di conseguenza il risotto che abbiamo creato gli abbiamo dato il nome di risotto Abadessa e richiama le tradizioni di una volta, il risotto della domenica, il risotto che si mangiava raramente perché era ricco dei prodotti di carne, di formaggio, di quelle cose che si mangiavano raramente. Ecco. Dentro cosa c'ha questo risotto, signora? Beh, tanta buona volontà e Non diciamo, non sveliamo no, il segreto. generalmente il segreto non si dice, Mai. però abbiamo tutti i prodotti di gran qualità, Bene. a partire dal riso, della nostra produzione, poi c'è della carne, tante verdure e tanto amore. Un paio d'anni abbiamo inserito anche un paio di sere alla settimana, 2 specialità, risotti speciali. Quest'anno in primis il risotto con l'asparago d'Arcole di Verona e poi al mercoledì facciamo risotto zucca e porcini, stagionale. Anche lì un grande successo per noi, veramente. E anche questa sera, guarda, sono un po' sfatta, ma siamo arrivati ai 2000 passa risotti, perciò per noi è un grande successo.